Dopo 2 giorni dalla chiusura dei seggi elettorali avvenuto lunedì alle ore 14 a conclusione dello spoglio, ad Agrigento ancora non si conosce il risultato definitivo. Come si evince dal sito del comune, non tutte le sezioni sono state scrutinate, ne mancano all'appello 4 e sono le seguenti: la numero 13, sita al Viale della Vittoria, scuola Lauricella; la 32 e la 34, ubicati a Fontanelle, via Alessio Di Giovanni, scuola Verga; la 52, sito al villaggio Mosè, presso la scuola 11 settembre. Sembrerebbe che i dati totali non quadrano con quelli dello spoglio e ci sarebbero delle incongruenze. È anche intervenuta la Digos con a capo il commissario Carruba per gli accertamenti del caso, ma ancora non trapela nulla da parte degli organi competenti, il comune di Agrigento e dalla prefettura. I controlli sono passati ora all'ufficio centrale istituito presso il tribunale di Agrigento come prassi per la verifica generale. La questione è molto grave in quanto ancora i consiglieri non sanno quanti voti hanno preso in totale e quindi la possibilità che hanno di accedere al Consiglio Comunale di Agrigento. Infatti, vedendo i risultati finora pubblicati, ci potrebbero essere delle sorprese. Ci sono consiglieri che hanno lo scarto con il loro predecessore o che avanti di pochissimi voti, quindi potrebbe determinare un rimescolamento della nuova assise comunale. E in tanti attendono ancora, se si considerano che i dati di cui parliamo sono circa un 10% degli aventi diritto al voto. La questione non incide più di tanto al fine del voto finale tra i due candidati a sindaco che sono andati al ballottaggio, l'uscente sindaco Firetto che si è attestato intorno al 27% e il dottore Miccichè, risultato in testa con circa il 37%. Ora si resta in attesa di eventuali apparentamenti che i due candidati dovranno fare e decidere in base al risultato conseguito gli altri consiglieri comunali che entreranno a Palazzo dei Giganti. Da un'analisi generale del voto si evince un forte voto disgiunto tra le liste che sostenevano il candidato a sindaco Miccichè e Firetto. Tanti infatti hanno votato le liste ma non il sindaco collegato, attuando così il voto disgiunto.